Venerdì 4 ottobre, buongiorno Sicilia, da Angelo Gagliano. E da Emanuela Corsi, buongiorno. Allora, fra poco le prime notizie dai quotidiani, ma intanto come sempre la cronaca. Cominciamo con la vicenda della giovane che è stata data alle fiamme proprio a Catania. Si aggravano le accuse sulle due donne in carcere per il tentato omicidio della 26enne ustionata in via Capuana. Un video in possesso della polizia le smentisce e le inchioda. Ecco come è stato dato fuoco a Giusy Scalogno, la 26enne che è finita suo malgrado al centro di una lite per un fidanzatino conteso tra minorenni. A poche ore dalla diffusione di un video in cui si vede l'acquisto della benzina in un distributore da parte di Agatina Vitanza e Alessandra Rosa Gennamari, le 42enni arrestate dalla polizia con l'accusa di tentato omicidio, spunta un altro video che mostra l'acquisto dell'accendino con cui poi verrà bruciata la giovane donna. Sono le immagini delle telecamere di una tabaccheria. Una delle due indagate entra nel tabacchi, poggia i soldi in contanti sul bancone, il commesso prende una confezione di accendini, ne estrae uno e lo dà alla signora, la quale prende il resto e va via. Quell'accendino verde verrà ritrovato nella zona dell'aggressione con la benzina alla 26enne. Il video, diffuso alla questura, in cui si vede l'auto bianca che si ferma per far riempire una bottiglietta di plastica di benzina, incastra le due donne e conferma quantomeno la premeditazione dell'aggressione nei confronti di Giusy, cosparsa di benzina e poi data alle fiamme al culmine di una lite tra famiglie in via Capuana a Catania. Nell'ordinanza che ha convalidato il fermo di Agatina Vitanza e Alessandra Rosa Gennamari, la GIP del Tribunale di Catania scrive che hanno agito con lucida ferocia. E adesso andiamo da Emanuela Corsi proprio su questo grave fatto di cronaca. Sì, vediamo sulla Gazzetta del Sud, a pagina 16, appunto l'articolo con la foto che poi abbiamo visto anche nel nostro servizio del benzinaio che riempie questa bottiglietta di benzina mentre una donna si intravede, appunto, anzi si intravedono due donne in questa utilitaria bianca, aspettano. Quindi prima di bruciare la rivale ha comprato la benzina. La donna ripresa in una stazione di servizio, la vittima è ancora ricoverata in prognosi riservata. E poi andiamo anche alla pagina della Sicilia, nella sezione Catania. Ecco l'auto dal benzinaio e l'acquisto dell'accendino in un video, il film dell'aggressione a Giusy. L'accendino di colore verde e nero comprato al tabacchino di Piazza Bovio, che poi è stato ritrovato a terra in via Luigi Capuana, teatro appunto di questa aggressione. L'auto di colore chiaro che si ferma al distributore di carburante, dove l'addetto riempie di benzina la bottiglietta di plastica da mezzo litro e la consegna. Queste sono appunto le immagini delle telecamere di videosorveglianza che hanno incastrato Agata Vitanza e Rosa Alessandra Gennamari in carcere per il tentato omicidio di Giusy, questa ragazza di 26 anni appunto aggredita con il liquido infiammabile e poi alla quale è stato dato fuoco. Bene, grazie. Adesso torniamo a occuparci di quella che è una emergenza senza fine. Riesplode la protesta per la mancanza d'acqua. Anche nell'Agrigentino c'è stato un nuovo sit-in sotto il Palazzo Comunale e nei comuni in emergenza saranno installati dei silos proprio nelle piazze per dare modo di riempire bottiglie e bidoni. Si riaccende la protesta ad Agrigento in piazza Pirandello per la pesante crisi idrica che va avanti ormai da mesi. Sotto il municipio la mobilitazione civica ha coinvolto le associazioni e i comitati di cittadini ormai esasperati alla mancanza d'acqua e da intollerabili turni di erogazione. In alcune zone, a Zingarello per esempio, raggiungono i 30 giorni. All'interno del sit-in, e questo ci tengo a dirlo, degli incontri tematici. Questa sera alle 18:30 parleremo alla città perché e come hanno perso 49 milioni di finanziamento per la rete idrica. La precedente protesta era stata sospesa poche settimane fa dopo l'annunciata riattivazione degli installatori. Adesso è riesplosa e, secondo le intenzioni dei manifestanti, sarà mantenuta ad oltranza. Umiliata la nostra dignità perché non ti sta mancando il pane, ti sta mancando l'acqua. L'acqua che è un bene primario, un bene che tu non puoi farne a meno completamente.
non ci possono, ci stanno togliendo persino la dignità, ora basta. Sono arrivati parenti dal nord, sì, se ne sono andati a Bonamorone con il bidone, poter farsi la doccia. Cioè, è insostenibile. Intanto a Palermo, Enna e Caltanissetta si corre ai ripari e si pensa di utilizzare i silos con l'acqua al centro delle piazze, ma fa impensierire anche il perdurare dell'assenza di piogge. A fine novembre a Diga Ancipa potrebbe restare a secco, così le 9 province e 140.000 abitanti sarebbero senza acqua. Ci vuole vedere chiaro anche la magistratura, 2 fascicoli aperti dalle procure di Enna e Palermo. Immagino che anche oggi sui quotidiani si parli tanto di questa crisi idrica. Sì, ampio spazio sulla Sicilia, è proprio la notizia in primo piano, vediamo a pagina 2, crisi pesante ma misure tampone all'asciutto 2 milioni di cittadini. Questo è il titolo, troppo tempo per i progetti della regione, per ora solo razionamenti, pozzi e autobotti. E poi Caltanissetta, che è una delle province, come abbiamo visto, che soffre particolarmente per questa crisi idrica, l'appello ai dirigenti scolastici: fate chiudere bene i rubinetti, lotta allo spreco con l'acqua distribuita tramite pick-up in centro storico e verifica della rete di distribuzione. E poi ci sono gli studenti pendolari che scendono in piazza contro la grande sete, accade a Nicosia, siamo nell'Ennese, altra provincia dove appunto raccontiamo ormai da tempo queste difficoltà a vivere senza acqua e l'incubo DAD, questo è un altro motivo della protesta: senza acqua, le scuole chiuse e didattica a distanza. Alunni dell'Ennese assieme a movimenti civici e associazioni. E poi l'allarme per l'Ancipa, lo abbiamo sentito anche nel servizio, quasi a secco, c'è acqua solo fino al 20 novembre. L'invaso tra l'altro è pieno di pesci, ora il forte rischio sanitario possibile, una stretta nella fornitura. Ancora le proteste, le posizioni, i sindacati parlano di cittadini esasperati, il PD, il governo perde tempo, però ti faccio vedere, Angelo, anche la prima pagina del Giornale di Sicilia a proposito di governo. Ecco la novità: altri 50 milioni per la siccità, è l'apertura di oggi. Nel documento finanziario da 250 milioni all'esame all'ARS anche il budget per rinnovi contrattuali dei regionali e bonus voli. Ma torniamo all'emergenza idrica: i fondi sono previsti nella nuova manovra di bilancio, serviranno per le reti idriche, per costruire dissalatori. Nel piano anche fondi alle imprese per acquistare auto ibride. Comunque diciamo la novità è questo ulteriore budget che la regione intende mettere sul piatto per poter affrontare la crisi idrica. Siamo adesso a Catania. Il sottosegretario al MIT Tullio Ferrante ha effettuato un sopralluogo per fare il punto dei lavori sul nodo Catania in un incontro che si è tenuto a Palazzo degli Elefanti con il sindaco Trantino e la Giunta. Il progetto per l'estensione della metropolitana di Catania nel tratto Stesicoro-Aeroporto procede secondo le previsioni, con il primo lotto dei lavori tra le stazioni Stesicoro e Palestro in fase avanzata. Questi interventi del valore di oltre 77 milioni di euro, interamente finanziati, sono attualmente in corso e senza criticità e si prevede che saranno ultimati entro aprile 2026. Per la fase 1, ovvero per l'interramento fra le stazioni Aquicella e Bicocca, ovviamente stiamo parlando di un'opera di 530 milioni di euro già interamente finanziata e che vedrà la luce entro il 2027. Altro discorso è la fase 2, ovvero l'interramento della stazione centrale. Rispetto a quello abbiamo già investito 27 milioni di euro di progettazione dell'opera. Il nodo Catania, ove riuscissimo a realizzarlo finalmente, come diceva il sottosegretario, connetterà il nostro mare, il nostro waterfront al resto della città, così sanando una ferita che da troppo tempo oramai si protrae, esattamente dal 1860, e quindi per me è veramente occasione di gioia. Porto, aeroporto e metropolitane, i sistemi di trasporto sui quali il governo sta investendo ingenti risorse. Sono 568 milioni di euro previsti per la prima fase della sistemazione del nodo Catania, su cui è in corso la verifica della progettazione esecutiva. Avranno riflessi sul rilancio dell'aeroporto per rispondere alla crescente domanda di traffico. Anche il porto di Catania sarà potenziato grazie a investimenti per circa 215 milioni nel segno di una sempre crescente sicurezza.
I commenti proprio sugli sviluppi del nodo Catania. Sempre dalla pagina di Catania della Sicilia, vediamo nel 2028 in metro all'aeroporto il timing anticipato dal sottosegretario del MIT Tullio Ferrante, ieri appunto in visita in città. Trantino dice c'è un reale interesse da parte del governo nazionale sulle grandi opere e infrastrutture del territorio previste e in corso. Bene, grazie. Adesso però voltiamo assolutamente pagina, sempre ieri però parliamo adesso di sport. Elefantino d'argento ad Alberta Santuccio e anche a Rosella Fiamingo, campionesse olimpiche di scherma e figlie catanesi apprezzate nel mondo. Il riconoscimento è stato consegnato dal sindaco trantino. Alberta e Rossella, due campionesse figlie di una Sicilia che vince e che piace. La scherma italiana, miniera d'oro per tradizione, si arricchisce di due gemme, Santuccio e Fiammingo, capaci di esaltare e far valere valori universali dello sport. Reduci dai trionfi di Parigi 2024 e da un'estate in copertina, le due spadiste sono state ricevute e premiate dal sindaco trantino e dall'assessore allo sport Parisi, alla presenza del presidente del CONI D'Antoni. Una comunità, ha detto Trantino, che ha come simbolo l'elefante, non può che farne dono a due catanesi che hanno dato lustro alla nostra città. Siamo felici di questi riconoscimenti perché noi viviamo fuori adesso, ma siamo siciliani e catanesi con le radici attaccate e non le stacchiamo, perché quando possiamo nei momenti di pausa e di relax torniamo a casa dalla famiglia e siamo veramente legati al territorio, quindi per noi è veramente un onore essere qui ed essere premiate. Io dico divertitevi, perché lo sport è divertimento, e dopodiché quello che posso dire è credi nei tuoi sogni, insegui i tuoi sogni, e insomma se stanno a rose fioriranno, però divertitevi. Non si metterà al collo come medaglia conquistata a Parigi, ma di certo l'elefantino avrà un posto speciale nel cuore e nella bacheca di Alberta e Rossella. Due esempi davvero per tutti i giovani. Torniamo da Emanuela Corsi. Allora, vediamo le altre notizie, anche gli altri quotidiani, fatti sempre regionali. Vediamo Repubblica Palermo che apre con le stragi del 92, depistaggi di Stato, 7 uomini in divisa sotto accusa. I PM di Caltanissetta chiedono il processo per un collaboratore di Falcone, l'ex generale Pellegrini. Il GIP cita Palazzo Chigi e Viminale, dovranno pagare per le falsità dei poliziotti del caso Scarantino. Questa è la novità grossa appunto di oggi. E poi il retroscena, l'ombra di uno 007 nel giallo della donna sospettata delle bombe. Vediamo le altre notizie, anche qui vediamo la fotonotizia più che altro gli effetti della siccità sui raccolti. In Sicilia alle stelle il prezzo di vino e olio. La produzione di vino nell'isola in 2 anni si è dimezzata, questa l'emergenza, oltre a quello naturalmente che stiamo raccontando. E poi la rivolta contro la norma che fissa il tetto delle quote rosa al 20% nella nostra regione, nelle giunte, tetto alle donne nelle giunte, il no delle deputate in piazza con i sindacati. Ancora, sempre in prima pagina, questo dossier a Palermo e boom del lavoro nero. Irregolare il 36% della mano d'opera, cresce il lavoro nero, leggiamo. A Palermo e provincia del 36% rispetto all'anno scorso, un dato decisamente allarmante alla luce anche di tutti i casi purtroppo di morti sul lavoro e di tutti gli appelli che sono stati fatti proprio per maggiori controlli nei cantieri. Andiamo a vedere anche questa intervista. Eddie Wilson, che sarebbe il CEO di Ryanair, dice: Schifani, tagli le tasse o Ryanair volerà via. Ancora una volta il braccio di ferro tra Ryanair e il presidente Schifani. Ma intanto andiamo a vedere qualche approfondimento. Intanto la notizia in primo piano, sotto accusa l'uomo di Falcone perché il generale, secondo i PM, depistò le indagini. La procura di Caltanissetta chiede il rinvio a giudizio per Pellegrini e un altro ex ufficiale, Tersigni. Sono accusati di aver gestito in maniera equivoca il collaboratore di giustizia Riggio quando erano in servizio alla DIA. L'ex ufficiale dice: se ho commesso qualche errore l'ho fatto in buona fede. E poi il provvedimento, il GIP
Palazzo Chigi e Viminale dovranno pagare i risarcimenti per tutte le falsità dette dai poliziotti. Vediamo ancora nell'altra pagina questo retroscena, l'ombra di uno 007 nel giallo della donna sospettata delle stragi. Sotto inchiesta l'ex agente Federico che fece ritrovare la foto della biondina. La mia fonte fu Nunzio Purpura. E qui vediamo la strage di Capaci, il cratere. Qui la scientifica trovò un guanto e una torcia proprio accanto al luogo teatro della strage, dove morirono tra gli altri il giudice Falcone e sua moglie. Eddie Wilson, Schifani, ci tagli le tasse o Ryanair volerà altrove? Questa intervista oggi appunto all'interno di Repubblica Palermo. La Regione ha speso 39 milioni di euro per una campagna sconti fallimentare, queste sono le sue parole. Con questa politica sposteremo i nostri aerei in Calabria, una tra virgolette minaccia da parte del vettore che intende appunto spostare il traffico aereo su un'altra regione. E poi i sindacati in piazza con le deputate, il no al tetto delle donne nei comuni, CGIL e Cisle Will si mobilitano contro la norma che limita la quota di genere nelle giunte. Il 15 ottobre all'Ars anche un fronte trasversale di elette. Andiamo alla Sicilia di oggi, la prima pagina, vediamo le altre notizie. Intanto in primo piano, come abbiamo già visto, la crisi idrica, la grande sete in Sicilia, in 2 milioni all'asciutto, misure tampone per la crisi e l'allarme Ancipa che appunto è invaso di pesci e quindi forte rischio sanitario. Ma poi vediamo la fotonotizia, Munnizza Capitale. A Lentini, protesta per una nuova discarica riconducibile ai Leonardi. La domanda, la Regione, nessun via libera, sindaci e associazioni, non siamo la pattumiera della Sicilia. A Lampedusa la strage del 2013, ieri la commemorazione nel silenzio delle istituzioni e poi ancora il mistero della Baesian perché a quanto pare aveva i portelloni chiusi prima di affondare nel mare di Porticello. Mistero ancora irrisolto. Circola questa foto dove si vede appunto il Baesian con i portelloni chiusi. L'amministratore delegato della Perini, dei cantieri Perini, però ha detto no, questa foto non è una foto vecchia, non c'entra, non è riferita a quella particolare situazione. Poi vediamo ancora quel feeling di Fratelli d'Italia con la Sicilia. Da oggi parte la Kermesse nazionale, ancora una volta è stata scelta Brucoli come sede appunto di questo meeting e domenica sorpresa di Meloni. E poi per quanto riguarda l'ambiente, l'isola Ferdinandea, un'isola sommersa, diventi riserva. Andiamo a vedere qualche approfondimento e allora vediamo proprio questa di Lampedusa, Lampedusa ferita aperta, poco è cambiato. 11 anni fa il naufragio con la morte di 368 persone, ieri è affondato un altro barchino, 49 i profughi salvati, una delle più gravi tragedie del Mediterraneo, ricordata ieri nel silenzio degli esponenti del governo nazionale e regionale. Questa l'accusa per una tragedia appunto avvenuta 11 anni fa con un numero di morti impressionante. La Gazzetta del Sud, vediamo la prima pagina, Messina, aziende pronte a investire. Dal Sud Innovation Summit emergono subito interessanti scenari e importanti accordi. Il manager di Microsoft dice qui può nascere un centro di intelligenza artificiale. E poi ti faccio vedere anche la bomba ecologica nell'ex stabilimento della birra Messina. Ci sono 2 indagati. Contestate dalla Procura l'omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovine e violazioni per reati ambientali a Gaetano Panzera, attuale liquidatore giudiziario, e alla presidente della Triscele, da tempo in liquidazione, Maria Isabella Martella. Finora la bonifica dello stabilimento è stata effettuata al 90% rispetto alla tabella di marcia.
Grazie Emanuela, fra poco da te per la lettura dei quotidiani nazionali. Adesso invece ci colleghiamo come ogni mattina con la Polizia Stradale, con il compartimento della Polizia Stradale della Sicilia orientale. Questa mattina abbiamo da Siracusa il commissario capo, il dottore Francesco Giuffrida. Buongiorno dottore Giuffrida, qual è la situazione della viabilità sulle strade e autostrade che sono di competenza della Polstrada? Buongiorno a lei direttore e a tutti i telespettatori. Al momento sulle arterie stradali della Sicilia orientale non si registrano particolari criticità. Segnaliamo anche per oggi la chiusura della galleria Calavà sull'autostrada Palermo-Messina, con conseguente limitazione temporale al transito per determinate categorie di veicoli. Pertanto invitiamo gli utenti che dovessero percorrere quel tratto di strada di attenzionare la segnaletica verticale di divieto e limitazioni che è stata apposta dall'ente proprietario. Passando alla A19, la Palermo-Catania, persiste anche per oggi sempre la chiusura dello svincolo di Enna, sia in entrata che in uscita direzione Palermo, con uscita consigliata a Molinello. Andando invece verso la tangenziale di Catania, anche questa mattina tra gli svincoli dei paesi Etnei e San Giorgio in direzione Siracusa vi sono rallentamenti e traffico intenso causa la presenza di un cantiere. Facciamo presente anche che questa mattina verrà chiusa dalle ore 9 in poi lo svincolo Zia Lisa in direzione Messina. Ricordiamo e approfittiamo per ricordare appunto ai telespettatori che si volessero mettere alla guida che di usare la massima prudenza, di non utilizzare il cellulare alla guida né altro dispositivo elettronico, in quanto rappresenta una fonte di distrazione nonché concausa nel verificarsi di incidente stradale. Ricordiamo anche che è obbligatorio l'uso delle cinture di sicurezza, sia anteriori che posteriori, e anche per i bambini. A tal proposito vogliamo precisare che se il bambino ha un'altezza inferiore a 1,5 m, deve essere assicurata al sedile tramite un apposito dispositivo, cioè un seggiolino, che sia omologato e soprattutto adatto al peso del bambino. Mentre il bambino che ha un peso, un'altezza superiore a 1,5 m può utilizzare tranquillamente quelle che sono le cinture di sicurezza che utilizziamo gli adulti. Dal compartimento Polizia Statale Sicilia Orientale di Catania, sezione di Siracusa è tutto. Buon fine settimana, buon viaggio e buona strada. Grazie, grazie e buon lavoro anche a voi. Ringraziamo il dottore Francesco Giuffrida, come diceva prima, proprio dal distaccamento, dalla sezione di Siracusa. Adesso per un attimo andrei sulle immagini della circonvallazione di Catania, perché vediamo qual è la situazione a quest'ora del mattino. Mi pare che sia abbastanza serena e fluida diciamo, la viabilità su questo tratto diciamo, di via di comunicazione per quanto riguarda la città di Catania. Per noi adesso c'è una breve sosta e poi riprenderemo subito dopo con i quotidiani nazionali per avere notizie non solo dal nostro paese ma anche e soprattutto dall'estero, dove le tensioni sono ancora piuttosto forti, in modo particolare in Medio Oriente e chiaramente anche in Ucraina. Tutto questo fra pochissimo. Rieccoci insieme, buongiorno Sicilia, come anticipato adesso gli altri quotidiani, stavolta quelli nazionali per le notizie più importanti sul nostro paese ma anche sul resto del mondo. Emanuela. Sì, oggi in primo piano c'è la politica interna, Angelo, perché insomma le parole del Ministro dell'Economia Giorgetti di ieri sono state veramente un fulmine a ciel sereno a proposito della prossima legge di bilancio, perché Giorgetti ha anticipato che sarà una manovra che chiederà sacrifici a tutti, quindi vediamo il Corriere della Sera, sacrifici da tutti, una frase che comunque ha destabilizzato non solo gli alleati di governo ma ha destabilizzato anche la borsa, che ha segnato un meno 1,1.5. Giorgetti, appunto, sacrifici da tutti, le frasi del ministro, poi la nota che ha corretto, dice no a nuove tasse, malumori nella maggioranza, Forza Italia subito dice contraria ad altre imposte, autonomia e regioni, si comincia con la protezione civile. Poi sempre a proposito di politica, le prossime regionali in Liguria,
bufera su Morra, del senatore del Movimento 5 Stelle, che a proposito del candidato di centrodestra, tra l'altro sindaco uscente di Genova, Bucci, ha detto Bucci è troppo malato, quindi Bucci governatore, le parole sono state proprio queste, è malato, potrebbe non finire il mandato. Parole chiaramente poco opportune e che hanno sollevato numerose polemiche. Meloni e Salvini hanno gridato alla vergogna. Vediamo ancora il caso dei treni, anzi più che il caso è da dire il caos treni che è avvenuto 2 giorni fa nel nostro paese. Treni, sospesa la ditta sotto accusa per il guasto, ma ieri ci sono stati ancora disagi per chi ha viaggiato. Schlein attacca Salvini e dice il responsabile è il vice premier. Poi Melania Trump si schiera a difesa dell'aborto e parla di libera scelta. Nel libro della ex First Lady, sostengo i diritti delle donne, aborto compreso. La rivelazione di Melania Trump è contenuta appunto in questa sua biografia che uscirà domani. Parole a un mese dalle presidenziali che toccano un tema sul quale però il marito, Donald Trump, ricordiamo candidato alla presidenza degli Stati Uniti, è sempre stato altalenante. Poi per quanto riguarda invece il fronte guerra e quindi Medio Oriente, ipotesi di attacco ai siti petroliferi di Teheran. Intanto continuano i raid e le vittime a Beirut. Nel taglio centrale vediamo invece questa fotonotizia. Lui è il re della capannina, Gherardo Guidi, che purtroppo è morto, aveva 83 anni, Quelle notti di musica e Star Guidi, il re appunto della capannina che vediamo in questa foto con Patti Pravo. Andiamo all'interno per vedere appunto a proposito dei conti pubblici queste parole di Giorgetti che sono diventate anche un caso politico. Manovra, contributi da tutti, queste le parole del ministro, un caso, le frasi di Giorgetti, voci di una Meloni sorpresa. Poi il ministro dell'economia ha corretto il tiro e ha detto no a nuove tasse. Dai prelievi sugli utili ai bonus caccia manovra, il Tesoro adesso cerca coperture stabili perché servono tra 20 e 25 miliardi per quelle che sono delle misure che il governo vuole attuare, cioè il taglio del cuneo e dell'IRPEF e per la natalità. Quindi si cercano fondi. Ieri queste parole del ministro che però ha detto no, non intendevo che ci saranno nuove tasse. Sempre dal Corriere vediamo invece la situazione meteo nel nostro paese, perché purtroppo torna l'allerta maltempo in Emilia Romagna, più di 2000 evacuati, arrivano le ordinanze dei sindaci, intanto ci sono stati allagamenti in Umbria e in Piemonte. Ricordiamo che l'Emilia Romagna è la regione più colpita da il maltempo, lo è stata lo scorso anno ma anche quest'anno. Adesso però vediamo che ci sono stati danni anche in altre regioni d'Italia. Vediamo un'altra notizia sempre sul Corriere. Si torna a parlare del caso San Giuliano e Maria Rosaria Boccia, che è stata ieri alla 7 ospite di Piazza Pulita. Boccia: San Giuliano mi inoltrava tanti messaggi di politici del governo. Queste le parole della consulente, che poi in realtà non ha mai formalizzato questo incarico, e da lì il via a tutta una vicenda dai contorni anche abbastanza inquietanti, una storia di gossip che però è diventata anche qualcos'altro, tant'è che poi il ministro si è dimesso. L'imprenditrice in TV dice: capitava che rispondessi io.
E a proposito di San Giuliano, vediamo che il Fatto Quotidiano oggi gli dedica l'apertura. San Giuliano chiamò Boccia, facciamo fronte comune. L'audio dell'ultima telefonata alla vigilia dell'intervista al TG1. Questa l'esclusiva oggi del Fatto Quotidiano, poi Meloni lo cacciò, i due parlano mezz'ora dell'incontro con la Premier e della nomina che non si può fare, ma perché, chiede lei, non posso dirtelo al cellulare. Vediamo la Repubblica, anche qui le tasse di Giorgetti, conti fuori controllo, nella prossima manovra saranno chiesti sacrifici a tutti, tassati i profitti di piccole, medie e grandi imprese, l'ira di Meloni e Salvini, anche Forza Italia contraria. Piazza Affari intanto va giù dell'1,5%, come abbiamo detto. Il governo per fare cassa alza le accise sul diesel. L'anno nero poi dei trasporti, vediamo 10.000 interruzioni sulla linea ferroviaria, l'anno nero dei trasporti alla luce anche di quanto accaduto in questi ultimi 2 giorni. Vediamo di spalla cosa accade in Medio Oriente, via libera di Biden ai raid israeliani contro le raffinerie in Iran, e poi Hollande, la diplomazia dell'Unione Europea deve evitare questa guerra, queste le parole appunto di François Hollande. Andiamo dentro il quotidiano Repubblica per vedere appunto il caos trasporti, ferrovie, rete al collasso, 10.000 interruzioni e la politica imbriglia. Ferrovie dello Stato, stazioni congestionate, manutenzione affidata a troppe ditte esterne. Cosa c'è dietro il disastro dei treni italiani? Il governo studia la privatizzazione, ma ci vogliono almeno 2 anni. Per i manager di Ferrovie a Roma i regionali andrebbero dirottati su Tiburtina e a Napoli le Frecce su Afragola, ma sono scelte impopolari. E ancora poi l'inchiesta dopo l'incidente accaduto 2 giorni fa che ha causato appunto questo caos, lo scaricabarile dopo l'errore, sospetti sulla giungla dei subappalti. Le parole del ministro Salvini: allontanata l'azienda coinvolta, la STR 92, la Polfer vuole capire perché non sia scattato l'allarme. Grazie Emanuela. A proposito di ferrovie, purtroppo c'è un altro incidente da segnalare. È morto un operaio di una ditta appaltatrice esterna che stava lavorando per conto di RFI. L'uomo è morto dopo essere stato investito da un treno lungo la linea Bologna-Venezia. C'è il cordoglio anche del ministro Salvini. Adesso bisognerà vedere cosa è successo, quali sviluppi avrà questa notizia nella giornata. Ci fermiamo, fra poco il primo dei nostri ospiti di questa mattina. Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo, giornata di venerdì che vedrà un contesto ancora instabile sulle regioni centrali e su quelle di nord-est, mentre la situazione tenderà progressivamente a migliorare su quelle di nord-ovest. Al sud sarà una giornata variabile, sulla Sicilia però avremo una giornata in prevalenza soleggiata con clima asciutto e con al più qualche nuvola di passaggio in mattinata sul Messinese. Attenzione però ai venti che soffieranno forti, saranno di maestrale, il tutto con temperature massime che saranno in calo e non andranno oltre i 29-30 gradi. Per quanto riguarda poi la giornata di sabato, il contesto si presenterà ancora una volta stabile, clima asciutto, prevalenza di sole, con un po' di variabilità in serata, specialmente sul versante tirrenico. Temperature massime che non subiranno particolari variazioni. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo. Potrei dirvi che stiamo per tornare su Antenna Sicilia e Telecolor. Potrei dirvi che ricomincia Isola Verde. Potrei dirvi che ancora abbiamo tanti luoghi meravigliosi da visitare, tante storie di grandi personaggi siciliani da raccontare. Insomma, potrei dirvi che ci sono imprenditori da raccontare, potrei dirvi che ci sono strade da percorrere, montagne da scalare, fiumi da guardare. Potrei dirvi che Isola Verde sta per tornare, sì, su Antenna Sicilia e Telecolor, ma non ve lo dico, è perché ve l'ho già detto. Vi aspetto. Isola Verde, la Sicilia delle cose belle. Buongiorno Sicilia, adesso parliamo di Matre.
Madre Terra. Ecco, ci facciamo spiegare che cos'è dalle ospiti di questa mattina. Benvenuto a Seba Messina, che è l'assessore ai servizi sociali di Trecastagni. Sì, buongiorno. E Chiara Trifilò, che è dell'associazione Chiaria. Chiaria, esattamente. Oh, perché l'accento stavolta è giusto. Allora, questa è una bella iniziativa che coinvolge il comune di Trecastagni, ma non solo, perché sono tante associazioni. Chiaramente l'obiettivo è di proteggere la nostra madre terra. Ecco, questo è il concetto. Parto intanto dall'assessore, perché la sensibilizzazione su questi temi, soprattutto l'educazione a non sporcare, deve essere diciamo, il punto di partenza per proteggere quelle che sono diciamo, le nostre risorse migliori. L'Etna è una grande risorsa, purtroppo non tutelata. Buongiorno, grazie innanzitutto per il vostro invito. Oggi vi porgo i saluti da parte del nostro sindaco, che per motivi istituzionali è fuori, il nostro sindaco dottor Giuseppe Messina. Io ho avuto il piacere di conoscere Chiara, la sua associazione e il marito la scorsa estate, quando loro si sono presentati al comune dicendoci che erano i nuovi gestori di Casa della Capinera. E da lì parte questo percorso di collaborazione che va oltre a una semplice progettualità, ma che ha portato a dei risultati fondamentali. Come amministrazione fin dall'inizio ci siamo basati sulla tutela del territorio, ma grazie a un lavoro sinergico con loro siamo riusciti a fare non solo una tutela del territorio, ma anche una riqualificazione. Infatti importanti sono state le giornate che abbiamo fatto di tutela dell'ambiente, grazie all'assessore all'ambiente di Stefano, che queste giornate appunto portano a una riqualificazione e fanno sì che questi luoghi possano diventare proprio luoghi di cultura, di turismo, di aggregazione sociale, e infatti anche gestiti e curati dall'assessore Pappalardo. Perché questi luoghi sono importanti? Questi luoghi purtroppo negli anni sono stati abbandonati, sono stati luoghi di spazzatura, di abbandono. Oggi invece vediamo che sono luoghi riqualificati, luoghi appunto rivalutati. Stiamo vedendo delle immagini che non sono per niente rivalutati, belle. Esatto, purtroppo questo è quello che abbiamo trovato e che c'era, e che nonostante i vari interventi da parte dell'amministrazione, grazie a loro abbiamo fatto un nuovo intervento scorsa settimana e esce sempre del materiale da riciclo, da scartare. Stiamo vedendo per appunto gli operatori che stanno esatto. ripulendo, è un peccato davvero. C'è un progetto che è un progetto di fare diventare questi luoghi una sorta di una strada, diciamo così, un percorso, un sentiero dell'arte. Esatto. E per questo c'è un contest esatto. e verranno scelti 5 artisti che poi metteranno, diciamo, e mostreranno le loro opere. Esatto, perché quello che stiamo costruendo lì è stiamo restituendo a quei luoghi la loro memoria storica, culturale, perché quelli sono luoghi in cui Verga ambientò storia di una capinera, sono luoghi di una bellezza straordinaria che purtroppo, come raccontava Seba, siccome fino a 40 anni fa c'era una discarica comunale là sopra, l'immaginario collettivo su quei luoghi era cambiato, è diventata Sciata da Munnizza. Cosa succede? Noi l'anno scorso cominciamo questo lavoro straordinario perché abbiamo trovato un'amministrazione, e io ho lavorato anche con altri comuni, un'amministrazione veramente sensibile, aperta, che si è ritrovata con noi in mezzo al bosco a fare camminate di giornate intere per individuare i luoghi, una cosa veramente rara e va detta. E l'anno scorso abbiamo fatto un primo lavoro di pulizia in un primo tratto di questo sentiero che è rimasto pulito per un anno perché abbiamo messo cartellonistica, telecamere, perché noi facciamo presidio. Dove non eravamo arrivati l'anno scorso, perché a un certo punto ci siamo dovuti formare proprio per le risorse economiche, siamo intervenuti quest'anno all'interno di un progetto che si chiama Madre Terra, come San Francesco la chiamava nel Cantico delle Creature, e che ha l'obiettivo di restituire il senso del sacro, il nostro legame sacro con la natura. Perché tutto questo progetto nasce dall'ispirazione delle associazioni che a Siracusa avevano risolto in qualche modo il problema delle discariche, perché togliendo la spazzatura, mettendo una statua della Madonna, i cristiani non buttavano c'era più più rispetto, Munnizza. no, per il luogo.
E allora ci siamo domandati, ma quando abbiamo perso il senso del sacro nei confronti della madre terra, questo culto della dea madre, questo culto delle nostre radici, allora abbiamo immaginato di realizzare un sentiero di land art dedicato alla sacralità della natura, che nei luoghi dove c'erano le discariche sostituisca delle opere d'arte a questo dedicate. Però all'interno del progetto, proprio per non poterlo dedicare solo, diciamo, fare in modo che non parli solo al mondo dell'arte e della cultura, cioè a persone che normalmente non avrebbero buttato la spazzatura, questo progetto durante tutto un anno e mezzo coinvolge associazioni, cittadini, la scuola di Trecastagni, una scuola di Acireale, minori stranieri non accompagnati e ragazzi seguiti dal Ministero di Giustizia. Quindi sarà tutto un lavoro di sensibilizzazione, di educazione, di riscoperta di questo nostro legame con la natura, che culminerà con questa realizzazione comunque che state organizzando. Però mi rivolgo all'assessore di nuovo: per fare tutto questo serve un esercito. Serve, diciamo, innanzitutto un esercito di volontari, no? Volontari, ma anche una sinergia, perché molte volte, come diceva Chiara, è importante che anche il comune sia attento a queste problematiche. Diciamo che siamo un puzzle, cioè ognuno di noi ha un suo compito e lavorando sinergicamente riusciamo a ottenere dei risultati che spaziano dall'ambito ambiente, ambito turismo, cultura, aggregazione, socializzazione. E diciamo che questa rivalutazione di questi luoghi non la dobbiamo vedere solo dal punto di vista ambientale, ma anche dal punto di vista di ciò che all'interno di questa casa, di questi boschi, nasce. Quindi lo stare insieme, la condivisione, la realizzazione, ed è quello che effettivamente loro stanno realizzando, perché non si stanno limitando solo a ridare alla natura un aspetto, diciamo, sacro, ma far sì che questi luoghi vengano vissuti dalle famiglie e ammirati per quello che sono realmente, e non limitandoci a vederlo solo come un luogo di discarica. Quindi loro sanno che noi siamo a loro completa disposizione e che dobbiamo andare sempre avanti per far sì che si possa sempre migliorare e mai porci dei limiti, anzi che sia solo, diciamo, il punto di partenza. E siamo veramente soddisfatti che loro stiano realizzando questo progetto nel nostro territorio, anche perché, è importante dirlo, è l'unico in Sicilia. Quindi a maggior ragione è notevole l'importanza del loro progetto. Finanziato dalla Fondazione CDP. Allora, volevo sottolineare l'appuntamento perché abbiamo poco tempo, un minuto ancora. Sì. L'appuntamento è per le 9. Alle ore 9 del mattino, giusto? Vi ritroverete il 29 di settembre? Ci siamo già ritrovati ed eravamo un esercito. Esattamente, quindi voi avete fatto queste iniziative il 29 di settembre. Esatto. E avete fatto anche un pranzo per tutti? Sì, sì, ecco. Abbiamo offerto a tutti quanti, grazie ai nostri meravigliosi soci del Consorzio Il Nodo, che si occupano di welfare generativo, cioè loro con i ragazzi che accolgono richiedenti asilo, proprio li mettono nelle condizioni di poter restituire al territorio quello che loro ricevono, e quindi lì abbiamo un punto ristoro gestito dal Nodo e dall'impresa Sustanza. Abbiamo offerto il pranzo a 300 volontari, un esercito verde, veramente un esercito Angelo. di volontari. Sì, sì, allora sì. io devo ringraziare per diciamo, il contributo che ci hanno dato e che immagino rinnoverete questa esperienza a breve, all'assessore ai servizi sociali del comune di Trecastagni, Seba Messina. Ringraziamo anche il sindaco che purtroppo non è con noi stamattina, ma per impegni istituzionali, e Chiara Trifilò, che è dell'associazione Chiaria. In bocca al lupo per Madre Terra, mi raccomando, raccontateci le vostre esperienze, quello che farete, che continuerete a fare per il nostro territorio, ma anche per i giovani che hanno delle difficoltà, perché questo serve anche ad aggregare, a fare stare tutti quanti insieme. Ci dobbiamo fermare, fra poco torniamo con altri ospiti con Buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia, in studio con me c'è Ruggero Sardo. Buongiorno Ruggero. Permettimi di salutare anche il nostro ospite in collegamento, Sebi Sorbello. Buongiorno Sebi. Buongiorno Sicilia. Grazie, Ciao, dalle Sebi. tue spalle c'è un verde fantastico, è un cielo... Sì, oggi come tutti i giorni siamo
al lavoro già di prima mattina e siamo a Siracusa. Grazie, grazie allora per averci, diciamo, regalato qualche minuto della tua preziosa giornata, poi magari ci racconterai cosa stai facendo, vediamo un attimo, però stamattina parliamo di questa iniziativa che si chiama Fundraising Dinner, che è una cena per una raccolta fondi importanti. Perché? Perché la fibrosi cistica è una patologia, una malattia che purtroppo in qualche modo, insomma, condiziona la vita di chi ne soffre. E ne parliamo con te. C'è un'iniziativa che chiaramente viene, come dire, arriva ogni anno, questo è il 7° anno, Claudio Miceli è sempre in prima linea in questa battaglia. Quest'anno qual è la novità? Ma guarda, innanzitutto fammi salutare Claudio, dovrebbe esserci lui qui come tutti gli altri anni al posto mio e di Sebbi, però Claudio in questo momento è a Milano accanto a Stefano che ha subito un altro trapianto di polmoni e per fortuna lentamente la situazione procede, quindi siamo tutti fiduciosi e speranzosi che vada per il meglio. Arriviamo a questa edizione carichi di responsabilità ma come sempre carichi di gioia perché, come ti confermerà adesso Sebbi, siamo un gruppo di lavoro, una squadra di lavoro che da tanti anni persegue questo obiettivo. Purtroppo, come dicevi tu giustamente, la fibrosi cistica è una malattia terribile, anche perché è una malattia che visivamente non ti dà nessun segno, ma a chi ne soffre toglie il respiro e noi diciamo sempre toglie il respiro a tutte le persone che vogliono bene ai pazienti. E allora qualche anno fa Claudio ha pensato di avviare questa grande macchina di solidarietà, ma non tanto perché Stefano è affetto da fibrosi cistica, ma tanto per stare vicino a tutti quei ragazzi, a tutte quelle ragazze, a tutti quegli uomini e a tutte quelle donne che oggi purtroppo combattono questa battaglia e grazie alla ricerca, grazie ai fondi, in piccola parte anche grazie a quello che facciamo noi in questi 7 anni, in realtà sono 7 edizioni ma 9 anni perché per i 2 anni del Covid siamo rimasti fermi, tanti passi in avanti sono stati fatti. L'anno scorso sono stati raccolti 350.000 euro che complessivamente in tutte le edizioni 350.000 euro, l'anno scorso in un'edizione sola 104.000 euro quindi, insomma, in una serata. Il bilancio, diciamo, all'anno scorso è di 350.000 euro, però sono numeri importanti perché si fa tutto attraverso una cena alla quale partecipano delle persone che hanno voglia di aiutare il prossimo, di sostenere questi, stiamo vedendo per l'appunto alcune immagini di quello che si realizza poi in queste serate. Allora andiamo da Sebbi Sorbello come no, e magari è il protagonista indiscusso. Ci facciamo raccontare per quest'anno magari che cosa sta pensando, che cosa preparerà, quanti saranno gli invitati, quante pietanze verranno realizzate. Ho fatto tante domande in una. Vabbè, ti risponde a tutte, Sebbi è brevissimo. Sono pronto a rispondere a tutte. Sebbi, allora, intanto partiamo dal numero degli invitati. Quanti saranno quest'anno? Ma noi ci aspettiamo circa 1000 persone, questo è come ci stiamo preparando, per quanti ci stiamo preparando. Ma è impegnativo 1000 persone però, è impegnativo. Sì, ma a noi ci piacciono gli impegni importanti, quelli leggeri non li amiamo. Saremo 70 tra cuochi e pasticceri, quindi un numero enorme, cresce questa squadra di anno in anno. Questa è la magia che Fondo Resindin regala ogni anno. La squadra non si scalfisce mai, ma cresce, perché si ha voglia di esserci da parte dei cuochi, da parte dei pasticceri, da parte dei sommelier, ma soprattutto da parte del pubblico. Quindi quest'anno contiamo di averne 1000. 70 tra cuochi e pasticceri che prepareranno 21.000 piatti. Abbiamo fatto i numeri e usciranno 21.000 piatti. Quindi ci sarà un rombo di porcellane, un rombo di acciaio, delle posate per 21.000 porzioni. Scusami Sebbi, ma 21.000 piatti in quanto tempo li preparate? Perché capisco che c'è un lavoro dietro. E in quanto tempo poi si lavano? Però c'è tanto lavoro, no? Pensate che solo nella parte tra cucina e pasticceria ci siamo 200 addetti ai lavori, quindi è una squadra così enorme che in un battibaleno, in qualche ora mettiamo su un numero incredibile, perché siamo veramente tanti, ma questa è proprio la magia, lo ripeto per la seconda volta, del Fondo Resindin. Si ha voglia di esserci, ogni volta, ogni anno, quando esce la data, i cuochi e i pasticceri mi chiamano e non vedono l'ora di esserci, e quindi siamo sicuri che il Fondo Resindin è presente, è una realtà, ma sarà sicuramente un grandissimo futuro. Ma
È davvero un appuntamento importante, lo ricordiamo quello di quest'anno, il 9. No? Ci dobbiamo essere tutti. Mercoledì 9 mercoledì 9, Radice Pura. Tra l'altro permettimi di ringraziare la famiglia Faro che come ogni anno mette a disposizione Radice Pura, permettimi di ringraziare tutti gli sponsor e tutti gli imprenditori che contribuiscono, credimi, in maniera generosissima, e ci tengo a dare un dato molto importante. Oggi il 70% dei malati di fibrosi cistica ha una cura, purtroppo il restante 30% no, e noi dobbiamo proprio fare in modo che la ricerca si concentri su questo 30%, perché come eravamo speranzosi tanti anni fa che questo numero di curati e di guaribili potesse andare avanti, siamo fiduciosi che verrà trovata la cura per questo 30% di persone. L'anno scorso con noi il premio Oscar Nicola Piovani, quest'anno insieme a Bella Morea, insieme a David Coco ci sarà il grandissimo Mario Biondi, quindi devo dirti sarà una serata completa sotto tutti i punti di vista, e sarà una serata attraente, ma sarà soprattutto una serata nella quale ancora una volta i siciliani possono dare dimostrazione della loro grande generosità, perché sotto questo punto di vista, credimi, non siamo secondi a nessuno in tutte le parti del mondo. Volevo dire che quest'anno sono 2 progetti che verranno finanziati. Questo e poi quello delle case LIF, che sono le case che vengono disposte per i parenti dei malati di fibrosi che hanno necessità di un supporto non solo psicologico ma anche pratico quando magari ci si trova fuori per sostenere le cure o lontani da casa. Quindi 2 progetti grazie alla Fondazione, con noi ci sarà anche Matteo Marzotto, grazie alla Lega, grazie all'Associazione Volontari che fa un lavoro, credimi, straordinario. Ecco, noi siamo soltanto la punta di questo iceberg, ma ci auguriamo che con il nostro lavoro si possano continuare a raggiungere obiettivi importanti. Grazie Ruggero. Grazie Prima di salutare Sebi però vado da lui per chiedergli cosa prepara. Una cosa particolare. Cosa prepara lui? Tu cosa preparerai? Dai. Vi svelo il mio piatto in anteprima. Sì, dai. Innanzitutto io aggiungo che il tutto sarà condotto magistralmente da Ruggero Sardo. La vera pietra miliare del fundraising dinner. Quindi siamo orgogliosi di collaborare con Ruggero. Il piatto che farò io sarà una minestra di crostacei con un grano spezzato alle castagne, perché portiamo l'autunno dell'Etna. Io ho l'Etna nel mio cuore, ce l'ho nelle mie corde e vivo in simbiosi con l'Etna giornalmente, quindi questo è il periodo più buono delle castagne sull'Etna, quindi farò questo grano spezzato con le castagne dell'Etna, e poi farò una perlina croccante di verdura di campo, di verdura maritata, la verdura di vigna siciliana. Già ci è venuta la fame. Nel mattino non abbiamo una certa fame. Quindi, e questo è uno dei 70 piatti. Vi aspettiamo perché sarà un tripudio, sarà una piazza dove conviveranno il grande street food siciliano, le grandi trattorie, i cuochi stellati, il fine dining. Sarà una piazza meravigliosa di colori, sapori e di vini straordinari, perché tantissime delle aziende vinicole coordinate dall'AIS saranno presenti. Grazie a Sebi Sorbello con le sue meraviglie, grande davvero. Ricordo solo l'ultima cosa: prenotate il vostro ingresso così è anche più comodo arrivare a Radice Pura. C'è un sito dedicato che è proprio www.fundraisingdinner.it. andando da lì avrete tutte le informazioni, potrete fare la vostra donazione. Tra l'altro quest'anno è stato attivato un servizio di navette dai parcheggi, quindi sarà comodissimo arrivare a Radice Pura e poi tornare alle vostre automobili. E infine, non posso svelare di più, ma vi dico che quest'anno faremo un grande annuncio proprio la sera del 9, quindi l'appuntamento a Radice Pura per questa edizione del Fundraising Dinner. Grazie davvero, grazie a Ruggero Sardo, grazie a Sebi Sorbello. Facciamo una breve sosta e poi proveremo un altro dei collegamenti della nostra mattinata. Restate a Buongiorno Sicilia. Eccoci di nuovo insieme a Buongiorno Sicilia da quello che è insomma la solidarietà, il volontariato. Stamattina parliamo tantissimo, ne abbiamo parlato prima con il Comune di Trecastagni, con le associazioni, abbiamo parlato con Ruggero Sardo per questa cena benefica per chi soffre di fibrosi cistica. Adesso andiamo all'aiuto concreto ai ragazzi che sono un po' in difficoltà in quartieri magari periferici, che non hanno tutte quelle che sono, diciamo, le comodità di chi vive in centro o comunque chi vive una vita agiata. Buongiorno
Buongiorno. a Giulia Grasso. Sì, buongiorno, grazie mille per averci invitati. Grazie a voi per essere con noi stamattina. E per averci dato proprio questa opportunità di raccontarvi un po' questa iniziativa, il progetto e anche l'associazione che a noi sta molto a cuore. Salutiamo anche Luca Priolo. Buongiorno, buongiorno. Tutte e due siete degli educatori, giusto? Sì. Dell'associazione Talità. Talità Cum, esatto, Esattamente. che Allora, ormai è un'associazione che è nata nel 2010 e ormai durante tutti questi anni è partita inizialmente con questo percorso decennale dove c'erano i volontari della Caritas della diocesi di Catania che facevano proprio servizi e si sperimentavano, e adesso invece portiamo avanti quelli che sono gli obiettivi, proprio la mission del progetto dell'associazione, che è rendere i giovani protagonisti. allora, i giovani protagonisti. Voi fate tanto. Oggi, fra le altre cose, è una giornata diciamo importante, clou, no? Perché alle 17 oggi pomeriggio vi ritroverete tutti per sostenere questi ragazzi con l'Elefantino Street Festival, che è questa manifestazione che non fa altro che offrire delle opportunità che vanno dallo sport a quelle che sono le attività di aggregazione. In qualche modo, mi rivolgo a Luca, è un modo per allontanare questi ragazzi dalla strada, tenerli occupati e in qualche modo creare degli interessi nuovi. Sì, proprio così. L'Elefantino Street Festival sarà l'occasione per questi ragazzi di conoscere questo nuovo centro aggregativo, per poter conoscere la piazza e questi spazi che se vorranno potranno usufruire per ampliare le loro conoscenze, i loro talenti. Come abbiamo detto, questo evento sarà proprio oggi pomeriggio dalle 17 alle 21 nella piazza dell'Elefantino, nella sede di Libera Talenti Librino, situata in via Sant'Odoro numero 3. Sarà l'occasione per poter vivere questi spazi, sognare un futuro in questi luoghi, qualcosa per questi ragazzi. In questo evento i ragazzi potranno esprimersi, far vedere i loro talenti con attività di sport, di arte, di cultura. Sarà anche occasione per iscriversi. Stiamo vedendo anche delle immagini, quelle che sono le attività che si svolgono. Sì, tra cui il surf skate, e sarà proprio anche l'occasione per iscriversi a questo nuovo centro aggregativo e poter vivere queste esperienze che potranno fare anche settimanalmente in questo centro aggregativo il lunedì e il venerdì dalle 15:30 alle 19. Voi siete giovanissimi, quindi lavorate a stretto contatto con i vostri, non dico coetanei, però con ragazzi giovanissimi che hanno necessità di avere questi interessi nuovi, che possono spaziare, come diceva prima, con attività culturali, con lo sport, con anche diciamo delle iniziative che in qualche modo possono mettere in evidenza quelle che sono le loro peculiarità, perché magari hanno delle doti nascoste che non riescono in qualche modo a fare venire fuori. Esatto, proprio lo scopo è quello di estrapolare fuori quelli che sono i loro talenti, i loro doni che ciascuno di noi ha, e quindi magari a volte serve quella spinta in più per poter riconoscere quel proprio dono e metterlo proprio in atto. Infatti l'associazione vuole proprio andare a dare quelli che sono gli strumenti, ma anche il luogo adatto per poter crescere in questo contesto. Infatti proprio questa occasione sarà un momento all'interno del quale i giovani potranno essere stimolati, quindi proprio a crescere, a scoprirsi e dargli quelli che sono tutti i loro strumenti, le loro possibilità per poter essere cittadini attivi. Infatti quello che proprio l'associazione vuole fare è quello di andare a rendere viva i luoghi comuni del quartiere di Librino, che sono luoghi bellissimi, c'è molto verde, molti spazi aperti, abbiamo la pista ciclabile, la piazza proprio dell'Elefante, che è una piazza che è immensa, coloratissima, e quindi è bellissima. L'intenzione dell'associazione è quella proprio di andare a valorizzare questi luoghi comuni in cui i ragazzi proprio decidono e si mettono in atto, si spendono per poter andare a costruire qualcosa veramente di bello. Quindi loro sono i protagonisti e noi semplicemente li accompagniamo in questo loro percorso, in questo loro viaggio, per poter proprio rendere la loro città, il luogo in cui vivono, qualcosa in cui possono sentirsi a loro agio nello spendersi e nell'essere proprio attivi. Ecco. Voi lavorate con i ragazzi, ma pensate anche a fornire loro delle strutture, delle sedi, delle infrastrutture dove poter operare. Nel vostro progetto, che si chiama Libera Talenti Librino,
ci sono diciamo, alcuni progetti. Uno di questi, l'avete già citato, è questo centro aggregativo, no? Sì. Dove si svolgono poi le attività. Ma nelle vostre intenzioni c'è anche la ristrutturazione dei campi, se non dico male, dell'oratorio Giovanni Paolo II. Potrebbero essere anche questi luoghi di aggregazione per i ragazzi, ma anche l'allestimento di un'area esterna attrezzata per fare anche altre attività. Sì, proprio così. Questi luoghi, la cosa più importante è che saranno proprio loro a organizzare, a usufruire di questi luoghi, a immaginare il futuro di questo centro aggregativo, del parco, e proprio loro immagineranno come poter far diventare queste strutture in futuro e chissà un giorno proprio essere loro coloro che si occuperanno di queste strutture. Prima di chiudere, so che stasera alla fine di tutto chiuderete diciamo, con un'attività diversa, perché magari di pomeriggio avranno fatto attività fisica, si saranno confrontati, poi a un certo punto ci sarà questo cinema per tutti, con popcorn, immagino, e patatine, qualche bibita. Si può dire, possiamo sapere il titolo del film che verrà proiettato? Allora, il titolo del film è La fabbrica di cioccolato, che è un film, un classico. L'intenzione è proprio quello di creare un momento conviviale in cui si possono instaurare relazioni con i ragazzi, un momento proprio comunitario, ecco. Quindi il cinema, diciamo, è uno degli strumenti anche più belli, no, nel creare questa comunità, e quindi vogliamo concludere questo bellissimo pomeriggio in bellezza con questo grande Colossal, in modo tale che si venga a creare questo clima anche di famiglia. Volevo chiedere a voi, il vostro, diciamo, insomma, la vostra associazione opera con tanti volontari. Tutti volontari giovani, immagino, che hanno voglia di fare qualcosa per la città, per in questo caso il quartiere di Librino. Ma chi volesse magari entrare in contatto con voi, chi volesse avere da parte vostra un'apertura per una collaborazione, è possibile in qualche modo colloquiare con voi, insomma entrare in contatto con voi attraverso delle pagine social, attraverso un sito, magari possiamo ricordarlo, e l'opportunità è questa per... Certo, soprattutto diciamo che nel momento in cui c'è la richiesta di fare volontariato è sempre ben accetta, perché i ragazzi soprattutto si affezionano molto e hanno anche bisogno di questi scambi relazionali molto belli, quindi soprattutto grazie all'associazione Talitacum, che è proprio alla sede lì a Librino, lì chiunque volesse veramente fare volontariato e spendersi in questo servizio è il benvenuto, perché i bambini, i giovani, ma anche noi stessi abbiamo bisogno di arricchirci con quelli che sono, come abbiamo detto, i talenti di ciascuno, quindi ben venga veramente. L'associazione comunque aspetta chiunque voglia dare una mano anche per questo nuovo progetto di Libera Talenti Librino, con questi nuovi ragazzi che c'è tanto bisogno di aiuto. Ma quanti siete voi? Noi siamo tanti e siamo tutti giovani. Perché l'età media vostra è intorno ai 23 anni. 22-23 anni. Quindi... Insomma, quindi avete tanta voglia di fare, tanta forza. Grazie allora. Grazie mille. A Giulia Grasso e grazie a Luca Priolo, entrambi educatori dell'associazione Talitacum. In bocca al lupo per stasera. Grazie mille. Bene, allora noi a questo punto facciamo un'altra sosta, guardiamo delle pillole dell'almanacco e poi ci ritroviamo ancora in studio. Oggi 4 ottobre si celebra la giornata mondiale del sorriso. Ogni primo venerdì di ottobre si ricorda con il World Smile Day che ridere fa bene al corpo, alla mente e allo spirito. Per la prima volta celebrata nel 1999 nacque da un'idea di Harvey Bowl, l'inventore del simbolo del sorriso più utilizzato sul web, nel marketing e negli spot pubblicitari. Si tratta dello smile, la faccina tonda, gialla e sorridente che tutti noi conosciamo bene e rappresenta un invito a compiere un gesto gentile verso una persona che si trova accanto a noi. Sapete in cosa consiste il test di Turing?
Alan Turing, uno dei pionieri dell'informatica, formulò un test per stabilire l'intelligenza di un computer. Un giudice conversa attraverso dei messaggi al computer con un computer ed una persona nascosti alla vista. Se il giudice non riesce a distinguere quale sia l'essere umano e quale il computer, quest'ultimo ha superato il test di Turing. Siamo a venerdì, allora vediamo il weekend delle stelle con Marco Amato. Buongiorno Marco, ben ritrovato, buon caffè. Grazie, buongiorno Sicilia, buongiorno Angelo. Buongiorno, una tazzina dorata? Assolutamente sì, la volevo gold oggi, è piena assolutamente di una grande enfasi, come una coppa, proprio perché oggi è un giorno speciale. Questo weekend inizia con una luna in Scorpione che si congiunge a Venere. Vi va di sentire gli auspici per questo weekend? Ma certo! Allora, la Luna e Venere sono congiunte, quindi le signore dello zodiaco fanno comunella nel segno zodiacale dello Scorpione, che per antonomasia è il segno più intenso e passionale di tutti. Quindi privilegeranno sicuramente i segni di acqua, quindi Cancro, Scorpione e Pesci, ma non sono così semplici e non così leziose come potrebbe sembrare, proprio perché i trigoni che le legheranno prima a Saturno e poi a Nettuno hanno una funzione ben specifica. Amore sì, passione sì, ma occorrono delle certezze, Saturno, ma anche tanti nuovi sogni e progetti, Nettuno. Cosa vuol dire quindi la dialettica dello zodiaco per i 12? Allora, per i segni di fuoco, Ariete, Leone e Sagittario, l'Ariete troverà sicuramente opportuno con questa Luna e Venere marziana rinverdire un po' le passioni e prendersi del tempo per sé. Un Ariete che è stato un po' sacrificato per adesso, ma che questo weekend torna alla carica. Leone, sono due elementi di quadratura, quindi Luna e Venere non sono proprio favorevoli in questo weekend, quindi occorrerà assolutamente riprendere il dialogo nelle coppie e con il partner. Lo Scorpione, vi ricordo, è anche il segno della crisi, per cui fondamentalmente in amore bisognerà affondare in quelle che sono le tematiche trascurate e che invece si devono affrontare. Sagittario, il Sagittario ha questa configurazione dietro di sé nel segno prima, il che significa sempre un indice di grande emotività. Il significato dei pianeti che abbiamo prima del nostro segno è come se agitasse qualcosa dentro l'anima, per cui cari Sagittario, riprendete pure una passione che sembrava interrotta, riprendete dei rapporti e degli amori che sembravano un po' essere andati non a buon fine. Questo weekend avrete la possibilità di riprendere l'abbraccio e l'aggancio con tutti i vostri affetti e le passioni primarie. I Terra, se va bene agli acqua, chiaramente i Terra sono avvantaggiati, in questo caso però tranne il Toro, proprio perché Luna e Venere sono in opposizione, quindi un Toro che determina delle condizioni a cui il partner dovrà assolutamente aderire in termini di diplomazia e di mediaticità, insomma. Dovete trovare la quadra tra voi e il partner. Benissimo per Vergine, che finalmente riesce a ritrovare la comunicativa nelle passioni, perché per voi significa avere questi pianeti in terza casa ideale, la casa della comunicazione e delle relazioni. Anche i fratelli e le sorelle saranno importanti in questo weekend, quindi decidete di riprendere il dialogo anche con qualche familiare. Capricorno, i pianeti Scorpione vi sono sempre congeniali perché rappresentano sempre l'affinità elettiva e i desideri realizzati. Venere, vi ricordo anche il significato di fortuna minor, quindi gli amici vi porteranno fortuna, un consiglio vi risulterà utile e i lavori d'equipe e di squadra saranno ottimali. Gli Aria, Gemelli, Bilancia e Acquario, ebbene per i Gemelli sono dei rapporti zodiacali un po' troppo distanti, ma sarete felici di sapere che le quadrature e i sistemi planetari di aspetto negativo sono un po' più scenati, quindi un Gemello più libero e che si libera nelle passioni divertenti e comunicative.
Mentre invece i bilancia trovano tutto più oggettivo, hanno bisogno di fare diventare l'amore qualcosa di importante. Gli Acquario hanno tutti questi pianeti in quadratura, quindi gli Acquario, tanto per cambiare, di amore non ne vogliono sapere, sfuggono, ma sarete più magnetici e affascinanti che mai. Una geniale idea vi viene in relazione a qualcosa che vi porterà a un incontro fortunato. E per ultimi, ma i primi in classifica questo weekend, i segni di acqua, Cancro, Scorpione e Pesci, con Luna e Venere così spiccati. Chiaramente il Cancro è sovrano, proprio perché è il re della Luna. La Venere in Scorpione e la Luna nella stessa posizione vi aiuteranno col trigono in un weekend assolutamente intenso e passionale. Scorpione è ottimo, vi ammorbidite questo weekend in famiglia, torna l'armonia. Pesci, il re dello zodiaco per quello che riguarda sentimento, passione, sono il segno che ama di più e si aprono a dei sentimenti più nuovi, ma solidi e concreti, come il Saturno e il Nettuno che ospitano vuole. I sogni diventano realtà, cari pesci, quindi esprimete un desiderio, non avete da fare altro. E detto questo, vi auguro un weekend pieno di sogni, amore e passione a tutti. Buongiorno Sicilia! Grazie, buon fine settimana a te Marco. E ci rivediamo lunedì. Intanto c'è un aggiornamento dalle agenzie. Si allarga l'inchiesta che nell'aprile del 2003 portò all'arresto per corruzione e peculato della preside palermitana Daniele Loverd, nota anche per le sue battaglie antimafia, e del suo vice Daniela Agosta. I due furono accusati tra l'altro di essersi appropriati di pacchi alimentari acquistati con i fondi europei destinati anche alla mensa dell'Istituto Giovanni Falcone. I magistrati oggi di Palermo hanno continuato ad indagare ed hanno emesso un provvedimento di sequestro preventivo nei confronti di 11 persone. Aggiornamenti ovviamente nel corso dei nostri telegiornali. Come ogni venerdì c'è il buon weekend, vediamo di capire che cosa sono, quali sono le attività più importanti da... No, non ce l'abbiamo, allora facciamo un salto dall'altra parte dello studio, andiamo da Emanuela Corsi perché ci racconta quelle che sono le ultime notizie, non dalle agenzie ma dai giornali. Sì, parliamo di inquinamento, perché questa guerra alla plastica, perché siamo su Repubblica, il mondo è invaso dalle microplastiche. Ormai, e questa è la cosa sconvolgente, le abbiamo anche nel cervello. Dalle nuvole agli abissi si trovano dappertutto. Studi recenti indicano che sono pericolose, ma non abbiamo idea di come difenderci. Questo termine microplastica è stato utilizzato 20 anni fa per la prima volta su Science. Allora, vediamo quanta plastica creiamo e soprattutto poi che fine fa e perché inquina così tanto. Sono 400 milioni le tonnellate di plastica che creiamo ogni anno, 57 milioni finiscono ogni anno nell'ambiente. Dal 1950 sono numeri veramente inquietanti. Pensa che abbiamo immesso nell'ambiente 5 miliardi e 300 milioni di plastica. Ma qual è l'origine appunto di queste microplastiche e nanoplastiche che sono tanto pericolose non solo per l'ambiente ma anche per la nostra salute? Sono oggetti di plastica che piano piano si degradano, tessuti sintetici, specie quando avviene il lavaggio in lavatrice, l'abrasione degli pneumatici. Ecco, poi cosa succede? Che il sole, le precipitazioni, le onde la riducono questa plastica in frammenti sempre più piccoli e quindi si formano queste microplastiche al di sotto dei 5 mm e poi le nanoplastiche che sono ancora più piccole e che possono volare, penetrare addirittura nel sangue e negli organi. Quindi questo è l'allarme, che ormai la plastica è uno dei materiali sicuramente più utilizzato negli ultimi decenni, però adesso si è arrivati ad un punto in cui bisogna invertire assolutamente la rotta, proprio in virtù di quello che abbiamo visto anche in questo schema che ha pubblicato oggi Repubblica. Grazie Emanuela. Prima di salutarci vediamo il weekend in Sicilia. Weekend in Sicilia. Tutto il meglio degli eventi da non perdere. Dal 4 al 6 ottobre presso il Sicilia Fiera di Catania si terrà Med Move, il salone dei trasporti e della logistica mediterranea,
Un evento di riferimento per il Sud Europa, pensato per gli operatori del settore e per esplorare le nuove frontiere della mobilità sostenibile. Questo fine settimana torna una delle sagre più amate da tutti. Parliamo della sagra del pistacchio di Bronte, unica nel suo genere. Venerdì 18 l'inaugurazione, per poi potersi fiondare nella golosità dell'oro verde più amato al mondo. Sapori, tradizioni e divertimento, protagonisti questo weekend a Mottacamastra. La festa della noce promuove principalmente uno dei prodotti agricoli tra i più importanti del territorio. Nelle vie del centro storico, spettacoli itineranti, sfilate e degustazioni di prodotti tipici locali, a base di noce, con l'intrattenimento musicale del corpo bandistico. Questo fine settimana torna Etna Photo Meeting, il festival di fotografia giunto alla 27esima edizione a Palazzo Recupero Cutore di Aci Bonaccorsi, in provincia di Catania. Torna anche la festa della nocciola il 5 e il 6 ottobre a Novara di Sicilia. Dal pranzo del sabato al pomeriggio della domenica per la 17esima edizione della Sagra in piazza a Badia Vecchia. Tra gustose specialità come la salsiccia con le nocciole, gli arancini alla nocciola e naturalmente tante ricette dolci. Il 5 e 6 ottobre appuntamento a Palermo con Artisticamente Artigiani a Villa Airoldi Golf Club. L'iniziativa è dedicata alle migliori produzioni artistiche siciliane. La manifestazione mette in vetrina artigiani locali che presentano i prodotti di pregio da loro realizzati nei diversi settori di lavorazione, dalla gioielleria alla pittura, alle lavorazioni in legno, senza dimenticare la tessitura, i prodotti alimentari, l'abbigliamento e tante altre attività artistiche e tipiche. Alessandro Baricco torna in teatro con Abel Concerto. Il tour che sta attraversando l'Italia arriva anche a Palermo, sabato 5 ottobre alle 21 al Teatro Biondo. Atteso finale al cortile Platamone di Catania per la rassegna Myth Catania Festival, ideata e diretta da Salvatore Guglielmino, domenica 6 ottobre alle 21. Sul palco Stefano Masciarelli e Salvatore Guglielmino con Il Ciclope e Ulisse, adattamento teatrale tratto dall'Odissea di Omero. Bene, bene, allora abbiamo visto quali sono gli appuntamenti del fine settimana. Emanuela, buon fine settimana anche a te. A te Angelo e a tutti voi naturalmente. L'appuntamento chiaramente con Buongiorno Sicilia è a lunedì mattina come sempre alle 8. Intanto ricordiamo che oggi è il 4 ottobre e il 4 ottobre del 1960 nasce a Genova Francesco Baccini. Chi non si ricorda di Baccini, chi non ha mai sentito la canzone di Baccini, insomma i ladri di biciclette, Paolo Belli e Sotto questo sole hanno fatto praticamente la colonna sonora, hanno vinto anche il Festival Bar qualche anno fa. E noi stamattina ci salutiamo proprio con Sotto questo sole. Sentiamo Francesco Baccini, i ladri di biciclette e ci rivediamo lunedì con Buongiorno Sicilia. A voi tutti, la buona giornata.